queste bonus non ne ho. Questi non ci interessano. Pacchetti in offerta. Ah sì, quelli là che ho già preso. Squadrizio solenne. Allora, vediamo un po' deck. Volevo un attimo di buildare meglio il deck occhi blu. Allora, vediamo un po'. Occhi blu, modifica deck. Mi ero segnato la lista da qualche parte. Vediamo un attimo. Allora, se non sbaglio era questa, una sola copia. Saggio dagli occhi blu 3 piede degli antichi, Max C 3 copie, ok, Ash Blossom 2, ok, Drago alternativo 3, ok, Drago spirito, ok, Levianir, quindi bisogna togliere Abisso, si mette Levianir, eccolo qua, mostro suscitato ce l'abbiamo. Baratto, servono 2 copie, 3 copie che dice, 3 copie, poi la melodia ce l'abbiamo, ritorno dei draghi, ok questo ce l'abbiamo, non sbaglio questo, da togliere Geki non c'è, Skill Drain, non penso sia questa. Togliamo questo e questo. Quindi abbiamo detto effetto Veiler, come si chiama? Non so come cazzo si chiama in italiano. Non lo so manco segnato. Uno di questi un attimo. Mettiamo questo. Cellotto. Questa raggiunto picchio. Trisciula. Allora, quindi 3 draghi bianchi ce l'abbiamo, una pietra ce l'abbiamo. Come cazzo si chiama questo in italiano? Non lo so segnato in italiano. Veiler, del genere. No. Come si chiama in italiano? Dissimulatore. Dissivatore, no. Infatti. Sì, ecco il dissimulatore. Una copia di questo. Qual è? Nebula. La nebula che è? Oddio, ma qual è? Nebula Drago. Che è Drago Nebula?
potrebbe essere un mostro. Allora vediamo un po'. Non ci ho segnato più niente. No. La Giara. La Giara, vediamo un attimo. Giara dei desideri. Dovrebbe averne una copia. Della prosperità dei desideri era quello il fatto. Sì, dell'avarizia, della dicotomia, della dualità, della ricchezza dei desideri. Già la miseria. Due di questa. No. Poi abbiamo Infinity Permanent. Sono 3 copie. Manca debole, skill drain. Non so che cos'è skill drain, però vediamo un attimo su internet che non conosco skill drain. Skill drain. Risucchiabilità. Vediamo un attimo. Risucchia. Ah, è questo. Attiva questa carta pagando 1000 life points e non gli effetti tutti i mostri scoperti mentre sono scoperti sul terreno. Nei loro effetti possono essere attivati. Ok. Vediamo. Quest'altra carta che non... Drago nebulosa. Ah, nebulosa, vediamo un attimo. Nebulosa. Oddio, ce l'ho. Drago nebulosa, quando ne servono? 2. Vediamo questo. Questo e questo. Ok. Puoi rivelare questa carta un altro mostro utilizzare la evoca specialmente entrambe in posizioni di difesa ma annulla i loro effetti. Inoltre non puoi evocarne un mezzo specialmente mostro per il resto di questo turno effettuato mostri luce oscurità drago. Per bandire questa carta al tuo cimitero puoi scegliere un bersaglio mostro luce oscurità drago di livello 4 al tuo cimitero. Aggiungi la tua mano, perfetto. Questo qua si può pure già generare perché è simpatico. Poi abbiamo l'extra deck. Forse questo ne basta uno solo. Allora questo qua non so come si chiama, Eternal Black, Rose, Moonlight, Dragon. Drago rosa nera però come? Non ho capito. Drago luce lunare rosa nera. No, andiamo avanti. Rosa. No, chiamati il deck rosa nera. Ah. Drago rosa carmina, drago luce lunare rosa nera, eccolo qua. Se questa carta livello 7, questa carta viene evocata specialmente uno o più mostri livello 5 o superiore vengono evocati specialmente sul terreno, il tuo avversario scema, bersaglio mostri evocati specialmente nella tua, fai ritorno con il nella mano. Puoi utilizzare questo effetto di drago luce lunare rosa nera solo per turno, è buono. Ok, vediamo innanzitutto questo. Stardust Spark Dragon. Stardust Spark
Questo che è il drago scintilla, se non sbaglio. Allora, il drago scintilla. Drago scintilla, eccolo qua. Poi abbiamo drago argento occhi azzurri, ce l'abbiamo. Castello gigante ce l'abbiamo. Questo è, ne abbiamo uno solo, mi servirebbe un altro di questo. Numero 100 e numero 38. Numero 38 è l'ancillotto, sbaglio. No, è 23. Allora, numero 38 e numero 100. Numero 100. Non è uscito niente, c'è un problema. Testa, non esce niente. Numeron, no, così non è. Numeron. Numero 100, drago numeron, ecco qua. Le vostre Xyz numero. Ciao Raffaele, scusa, avevo visto ora il messaggio. Drago con stesso nome e rango, una volta per turno questa carta da questa carta, questa carta dà un attacco per la somma dei ranghi di tutti i mostri che si trovano in un terreno per 1000 fino alla fine del turno e questa quando questa carta viene distrutta l'effetto di una carta può distruggere anche il mostro terreno quando possibile, meno uno. Ti chiama attacco, cioè tutto ultra rare però, mamma mia. Tutte ultra rare. Abbiamo il numero 38. Numero 38. Guarda che pure serve. Numero 97 ce l'ho. Numero 97 ce l'ho. Numero 92 no. Fammi l'incuribo che non serve a niente, cadente. Numero 92 l'ho messo. Drago. Ce l'ho. No, questo è Dragoblione. Quell'altro forse. Questo qua. Ok. Sono due numero 92. Ah no, quello è 97. Ok. Zeus. Zeus. Ah, l'incuribo serviva. Vabbè. Zeus. Poi ora è Criston. Gesù Cristo qua. Sono uscito bene Criston. Cristron. Poi l'incuribo. Quanto odio scrivere da sopra la PlayStation. No. 19 carte, 4 le dobbiamo togliere. Numero 46 lo togliamo. Poi mette drago vermiglio però Trisciula. Trisciula è fortissima però. Trisciula se togliamo Drago Spirito ne resta uno solo. Chi tolgo?
Ti tolgo, c'è spazio solo per uno. Mi sa l'ancillotto. Però è forte, questa carta può attaccare Tosa direttamente. Cioè, è fortissima. Vabbè. Forse un deck drago non ha tanto senso. Allora. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Servono 300 così è UR. Ne ho 79. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 3, 21. Servono altri 210. Madonna mia. Altri 210 pezzi super rari. Vediamo un po' dove possiamo trovarli. Allora, questo dove si trova? Come si ottiene? Master pack normali. Poi questo come si ottiene? No, che genere, state fermo. Come si ottiene? Scientezza del drago che non ho. Baratto mi pare che comunque si deve craftare perché sta nei master pack. Infatti sta nei master pack. La giara dei desideri. Confezione forza fedele. Dove la vado a vedere sta confezione? Questa? No, una. C'è la puttana. Master pack. Master pack. Questo c'ha proprio una busta sua. Questo 10.000 confezioni diverse. Sì. Allora questa carta secondo me boh, non so manco se ne vale tanto la pena. Aspetta. Questa qua non potrebbe anche farne a meno. Possiamo anche farne a meno e mettere qualcos'altro, tipo una di queste.
queste. Una di queste, so due. La terza. Non riesco a Questo, che connettermi a succede? internet. Consulta la sezione aiuto dell'app Alexa. Sì, Alexa bella e buona, parla. Perfetto. Con chi la cambiamo? Gocciolino. Non è male, però. Vabbè, per me lo salviamo, poi ci ritorniamo. Andiamo un po' a usare il Cyber Dragon e Ranked. Abbiamo fatto il platino, ma sicuramente incontreremo i mostri finali. Vorrei capire cosa di sta gente. Un coniglio. Alcatraz 192000. Senti, passiamo di nuovo. Sei di 2 ranghi più elevato di me. Meno male che ho passato. Non chissà quale archetipo zozzo caccerà fuori questo. No, oddio, questa è meta. Gli Skydriver, cioè gli acceleratori del cielo. Oddio, un dio porco. Non li conosco gli effetti di questi, non li conosco. Sono uno che mostra il terreno del potere di questa arte, il suo avversario non può mettere su un mostro del terreno dell'avversario, quindi più mostro del terreno del potere di questa arte. Non ho capito. Buono. Non posso evocare, non ho capito. Cioè sta carta non mi permette di evocare. Quando ci sono uno o più mostri sul terreno del controllo di questa arte, il suo avversario non può mettere un mostro sul terreno se l'avversario ha quindi più mostri sul terreno del controllo di questa arte. Ma è tradotto di merda. Le carte che si trovano sul terreno prima dell'attivazione di questa arte sono immuni da questo effetto. Allora, devi fare un Reigeki tanto per ci lo amo ogni pensiero. Oh. Che palle.
Erz al cimitero, così peschiamo un altro drago. Sì. Fammi vedere spizio. Cioè, se non mi fa evocare più mostri, c'è una carta che non ha senso di esistere quella. Cioè. Spero di aver capito male la traduzione. Oddio, non l'ho capita male la traduzione. Cioè, non posso evocare più mostri di quanti ne ha lui. Ma tutto a posto. Ma non ha senso però, cioè, giocare così. Ma che carta è? Che carta è? Cioè, ma che carta è? Ma che carta è? Cioè, una carta che non ti permette di evocare i mostri. Che cazzo di gioco è? Che cazzo giochiamo a fa'? Ma non lo so, veramente. Qualcosa mi dice che evocherà 10.000 mostri con 8.000 di attacco ciascuno e mi romperà il culo. Una sensazione. Devo attaccare direttamente. Vabbè. Oh signore Dio mio. Che altro fa? Cos'è che al cimitero? Devi fare qualcosa quella al cimitero, giustamente. Mica la manda così. È in phase 2 pure. Franca. Non sto capendo. Tecnicamente potrei... Beh, perché parlo? Perché parlo? Perché parlo? Io questo vorrei capire perché parlo. Allora, dimmi che posso evocare il megaflot. No, perché non è macchina, scusa. Perché non posso evocare il megaflot?
mossa se per drago più uno su mossa la mossa. Mi sto alterando. Mi sto alterando. Cioè, ma questa carta non ha senso. Non ha proprio senso di esistere. Come fa a non essere proibita? O limitata, almeno. Giustamente, posso avere solo un mostro sul terreno, cioè è incredibile. Disattiverà l'effetto sicuramente. Non mi disattivare l'effetto, ma gioca come una persona decente. Cioè quella carta non può stare sul terreno. Cioè non può esistere quella carta. Ma veramente non può esistere. Ma dai. Ma che senso ha? Ma che senso ha giocare così? Che senso ha giocare così? Ma che senso ha giocare così? Che senso ha giocare così, veramente? Ma che senso ha? Ma che senso ha? Boh. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso giocare così, non ha senso. Non ha veramente senso. Mo ne evoca un altro, se evoca un altro mostro io non posso fare niente. Cioè, guardalo. Guarda che figlio di Troia. Guarda che figlio di Troia. Cioè, sono mostri che si evocano in continuazione. Non posso fare niente. No. Dio mio, signore pietà, guarda, ma va a finire stasera. Guarda, ma va a finire stasera. Il gioco non è uscito manco da 3 giorni, già c'hanno i deck ultra meta. Boh, che senso? Che sfizio c'è? Questo manco lo conosce sto archetipo, non gli piace nemmeno, sicuramente. Che cazzo lo giochi a fa'? Di giocare le carte che ti piacciono. Devo vincere. Va a fare il culo, va. Niente, lui ha un... Ma che carte ha corpo lui? Ha 3-10, cioè. Vai via. Non capisco il senso di tutto ciò. Che senso ha giocare così? Che senso ha?
senso ha? Che vuole fare? Vuole finire il deck? Non ho capito. Continua a evocare, ovviamente. Chiamo questo. Limitata a 1, quindi sta rotta. Se questa carta viene evocata, non riesce a impressare una magia. Il tuo cimitero raggiunge la domanda. Guadagna 100 punti per ogni centro cimitero per evocare specialmente uno più mostri soliti se c'è classico che hanno solo 8 opportuni. Fai cagare proprio come il tuo nome, fai cagare. 2000, va bene, vai, vai. Questo adesso deve superare l'attacco del mio drago, sicuramente. Carte rottissime, rottissime. Poi si diverte che il suo turno dura 3 ore e 20, non riesco a capire. Selene, la pornostar, regina dei maghi maestri, con 11 segnalini sopra, va bene. Ma le sta finendo le carte nel deck o cosa? Perché non sto capendo. Intanto ha fatto, doveva metterlo un mostro più forte di me. Cioè, guarda là, guarda. Cioè, può prendere per il controllo del mio mostro. Oddio, ma che deck è? Ah, io, ma dai, dai. Dai, cortesia. Ma non te lo do manco lo schizzo. Non te lo do lo schizzo. Cioè, veramente, non ha senso giocare così. Non ha senso. Non riesco a capire qual è dove sia il divertimento per loro giocare così. Non le conoscono nemmeno quelle carte. Michelle Aristo. So perché. Bracicoco 300 come c'è un numero Bracicoco. Voglio proprio vedere, no? Che altro
Che altra merda ha messo questo? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Un deck gladiatore? Già più umano? Dovrebbe essere stato bello. Penso già dovevo caso prendere mostri, eccetto mostri vento. Dai, voglio. Dai. Vediamoci un attimo gli effetti, che non sia mai che cazzo può fare questo. Questo attimo lo sto prendendo. Arrivederci, grazie. Non so la magia che fa. Andate a fare in culo. Ok. Soldato galattico. Andiamo verso al cimitero. Sì. Si arrende. Cioè si arrende, guarda. Come si arrende? Dai, ma guarda, non sapevo. Vabbè. Attenzione, una vittoria incredibile. Vabbè. Quindi o incontriamo deck meta che ti rompono il culo in modo incredibile, oppure se perderà pure lui sicuramente, oppure deck insulsi che si arrendono subito. Che divertimento. E neanche stavolta abbiamo Max C. Eroe elementale. Yeah. Già più simpatico come deck l'eroe elementale. Nebbia ombra, ok. Distopia. Decisione vuole giocare più? Questo CS è fortissimo questo qua, no? Distopia.
Malicious. Lo scarta, evoca l'altro Malicious dal deck. Il problema, se adesso io uso dal turno dopo, se ha due mostri oscuri tra lui e utilizzo super polimerizzazione, se lui ha cambio maschera, me lo manda a fare in culo super polimerizzazione oppure no? Grande domanda. Questa sì che è una grande domanda. Non so cosa vuole fare, non ho capito. Che gli succede all'amicone? Aumento. Crociato. Però è extra. Extra. Però è extra. Plasma. Per evocare plasma ci vogliono 3 fusioni miracolo. Vabbè, questo. Cioè, se teniamo Max C in mano, a quest'ora avevo tutto il deck in mano. Praticamente. Avevo pescato tutto il deck. Dai cazzo. Oscurità elementare. Cambio maschera. No? No, se utilizzo super polimerizzazione, non so se cambio maschera me lo disattiva. Attesa di risposta. No, non mi dire che fa tutto questo per... Che fa? Me lo disattiva? Proviamo. Nel caso ci abbiamo provato, che ne so. Utilizziamo
Sicuramente distopia. E... no, si arrende. Si arrende. Ha perso 3 ore e 20 nel suo turno per arrendersi. Guarda come si arrende. No. Si arrende. Si arrende o non si arrende? Non ho capito. Ovviamente. Vabbè, procediamo. Guarda che carta fortissima ci ha regalato il gioco, mamma mia, incredibile. No, giapponese. Mutsuki giapponese. Se è giapponese ci avrà tutte ci avrà il deck super iper mega ultra sgaragames. Per c'è il fatto che non abbia accessori, però sta in rango platino, un po' mi puzza la situazione. Io ho tutti i nostri in mano, ovviamente. Divinatrice della rabbia. Però non la fa vedere. Oddio, questo è il deck fata. Solo ho affrontato ieri, rompe il cazzo. Adesso ho capito che c'ho Max C in mano e non voleva farmi pescare. Probabilmente. Allora, adesso pensiamo. Io direi innanzitutto il nucleo. Nulla l'effetto, probabilmente. Me lo distrugge pure. Ti ringrazio. Veramente ti ringrazio. Adesso se io evoco Naxter e mando Cyberdrago al cimitero. No, però no. Io evoco Cyberdrago, poi si evoca Vier. Poi uso questo. Quando questo è al cimitero prendo un altro Cyberdrago. Giusto? Perché se metto questo per provare questo c'ho solo 2 sul campo. No, è la stessa cosa. Poi con questo ne pesco un altro. Evocazione speciale. Mettiamo sempre il grano. E con questo non ci piove. Poi mettiamo via. E mettiamo lui qua. Perfetto. Poi mettiamo Naxter.
Scartiamo Hertz. Mettiamo in difesa perché 200-200 non è proprio il massimo della vita. Hertz sta tornando al cimitero, attiviamo l'effetto. Una più carta aggiunge nella tua mano. Oddio, quasi quasi metterei nucleo. Poi io giocherei specialmente Siger, cazzo pronuncia. Mettiamo qua. Non c'è niente. Non stiamo fatto niente, giusto? Posso buttare l'attacco perché sennò non fa danno. Ecco qua. Il problema è che non c'ho contromisura adesso se fa qualcosa, non c'ho carte trappola, non c'ho carte magia, c'ho solo Max C in mano. Che mi fa pescare ma non mi fa fare niente di che. Che fa questo? Viene invocato specialmente, ok, allora Max C. Perfetto, fammi pescare. Spero non abbia l'OTK veramente, perché altrimenti non ha senso. Questi archetipi non li conosco, c'è questo che fa Ditron. Stanno sperando un effetto di fino a gioco da un attimo si dica come specialmente è stato automatico la posizione di poter raggiungere il nostro titolo per aumentare. Cioè, quindi questo è un deck rituale. Eccolo. Questo rompe il cazzo. Questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo che rompe il cazzo. Me lo ricordo e me lo ricordo. Specialmente, oppure attiva una carta maggior trappola, l'effetto che mostri quando la mostra dalla tua ci mi dà un'attivazione. Non facciamo l'attivazione, solo fa distruggi quella carta. Il nostro c'è una mano. Ma me l'annulla, guarda. E dopo me l'annulla, pezzo di merda, ovviamente. Scontato proprio. Scontatissimo. Prendo un'altra fata, quindi adesso mi... No, posso però attivare l'effetto di... del cazzo galattico qua, ma... me l'annulla. Me l'annullo, ovviamente me l'annullo. Oddio porco. Cioè,
Avrà sicuramente un'altra fata in mano. Me la nulla. Ovviamente. Ma cioè, quanti ne ha? Sì, voglio, ma quanti ne ha? Quanti ne ha? Ma quanti ne ha? Cioè, una mano infinita. Una mano che non finisce mai. Una mano che non finisce mai, raga. Cioè, devo aspettare che non abbia niente in mano, è l'unica soluzione. Aspetta. Non ho fatto una carta di canzone, devo mostro nessuno, mostro di una trovare il terreno per tirare sulla trovare devono girare dalla destra, non gioco per grande mostri e certe cose che non possono essere evocate nell'ambito posizione turni cattivi se fatto di questo. Per il momento io lo faccio fare. Una magia rituale, ovviamente, ora sicuramente un'altra fata in mano. Non c'ho niente nel mio cimitero, cioè tra le mie carte bandite. Giusto? No. Che faccio? Cazzo. Proviamo. Non ha senso. Cioè voglio mai. Cioè io solo veramente. Granotto non prendo. Dai. Vabbè. Non ha senso. Non ti va manco vedere che cazzo di carta è. Angelo Natasha Romanoff. Oddio, l'ha messa nella zona mostri.
sta succedendo? Ci si rivede? Non pescare, ti prego, non pescare. Non pescare, 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 non pescare. Ma che vuole fare? Guarda quante carte già utilizzate queste. 13 mostre al cimitero, di cui 2 banditi. Sì. La Macarena. Ok. Ti ha reso. Perfetto. Mi ha fatto perdere tempo. Non sapevo che cazzo fare. Oddio, che cosa è quello? Ah. Le converte, vabbè. Mancano 3 vittorie per salire di rango. Questo già sta a livello massimo del pass battaglia. Vai giù, San Giorgio 91. San Giorgio e il drago. San Giorgio e il drago. Inizia lui o inizio io? Inizio io. Allora. Potremmo fare infinito. Sapete drago infinito subito. Non è che dopo lui non ci rompe il cazzo, però vabbè. Il Dragonapster. Lo chiamiamo Cyber Drago dal cimitero. Andiamo qua. Con duplicazioni di macchine prendiamo altri 2 Cyber Draghi. Dragonova, innanzitutto 1, 2, andiamo qua, e mettiamo Cyber Drago infinito, eccolo qua. Ma lui sicuramente ci romperà il culo nel suo turno con un deck meta ultra sgargano. Non so se evocare Sigil, sinceramente, non lo so proprio. No, vabbè, voglio. Coperta.
sperando che i mostri con i mostri oscurità non diventi un problema. Devo annullare per forza. Mi riesce a prelude Cyber Dragon. Me lo stai dicendo proprio così, me lo stai dicendo? Ah, cazzo, Max C! Ma perché? Perché sono un coglione? Cos'è che la cosa? Cosa sta accadendo? No, lo battiamo. Ok. Adesso sì. Ma lo devo fare forza questa memorizzazione. Scarta una carta. Forza questo. E devo forse votare pure quell'altro. Allora questo qua. Cyber Eternità. Vabbè. Non so manco il suo effetto. No. Che non è male. E invece mi interessa, non posso attivare niente. Qualcosa di fusione, mannaggia Dio. Inutile metterla in attacco per poi rischiare di perderlo. Anche perché se fa un altro sabre drago infinito poi me lo poteva prendere. L'effetto stava in attacco, invece stando in difesa c'ha 4000, speriamo di mantenere. Ok, questo overflow è un problema, però non c'è sempre il dragon, però che cazzo
Cyber Draghi nel... Diciamo che non è proprio il massimo della vita. Cioè non esce una carta per fondere i mostri e manco a pagarla ora. Vabbè. Ci avrà sicuramente overflow là sotto, quindi se riesce a mandare i Cyber Draghi al cimitero sarà un problema, anche perché non mi escono carte fusione. Se mi uscissero le carte fusione non mi serve a niente, però possiamo togliergli le carte coperte almeno. Adesso non so cosa c'è là sotto. Allora, sepoltura sciocca. Se adesso mando Hertz al cimitero, comunque non pisco un Cyber Drago, è un po' inutile, e io Cyber Drago adesso ce l'ho tutti al cimitero, sbaglio. Sì, ho tutti e tre al cimitero, quindi mi conviene più fare il bluff mettendo qua e niente, non posso fare niente.
perché non riesco a pescare le cazzo di carte fusione? Eppure le tengo. Cioè, c'ho super polimerizzazione, c'ho fusione cibernetica, c'ho come cazzo si chiama, fusione sovraccarico, quella che mi serve. Drago, cos'è? Sto coso? Eccola là. Che momento. Allora, le carte da bandire sono Snackster, Drago, questo lo possiamo annullare. Però non ne abbiamo un altro. Quindi alla fine è un deck fotonico il suo, dove i Cyber Draghi sono l'extra deck. Sbaglia, mettilo qua, 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 mettilo qua. Lo so che vuoi evocare infinito, vai, lo so che lo vuoi evitare, lo sai che vuoi evocare infinito, lo so. Bene. Ma non ti puoi prendere il mio drago perché è in posizione di difesa. Quindi cosa volessi fare? Ancora fotonico, ancora. Mi mette in attacco e se lo prendo come materiale? No. In difesa. Mi sto pescando solo carte inutili ovviamente. Max C veramente buttato al vento. Devi pescare carte più utili. Potevo evocare tempesta, no? No. Sarebbe drago fotonico. Un drago fotonico? Se c'è ancora. Battle phase, un battle phase. Pur di farmi 2300 di... Mannaggia il signore. Poi attiverò legge che sicuramente me lo annullerà con Cyber Drago infinito. Nel momento in cui me lo annulla posso attivare le altre carte.
perché? Cioè, adesso che non mi serve. Vabbè. Lui non ha ancora Cyber Dragon nel cimitero, quindi Overflow non ce l'ha. Noi chiamo Ray Gag, che annullerà con Cyber Dragon infinito. Lo sapevo? Possiamo fare il nostro drago con un soldato galattico. Cioè, non ci interessa per pescare il toro poi, perché dovrei romperti il culo in questo turno. Abbiamo un altro soldato galattico. Ma io metterei Sigil nel deck. Soldato galattico. Vediamo l'effetto. Se non serve il aperto al cimitero, quando l'altro effetto non si può attivare. E lo mettiamo qui. Perfetto. Adesso prendiamo Cyber Dragonova. E 1. E 2. Mettiamo qua. Poi mettiamo Cyber Dragon infinito sempre qui, sempre posizione d'attacco. Mettiamo l'effetto, ci prendiamo questo bel drago fotonico. Poi io direi di evocare anche un bellissimo Meratech che distrugge quella carta coperta, così tanto per gradire. Mettiamo Cyber Dragon, poi un Cyber Dragon normale, e si arrende perché ha capito che poi evocavo quello che distruggeva la carta trappola, lo mettevo tutto in attacco, quello poteva attaccare 3 volte, quello che distruggeva l'infinito, e con gli altri gli facevo il culo a tarallo. E va bene, si vola nella Lega Platino.